Comparato con gli stessi mesi del 2023, il flusso di turisti a Padova nel dicembre 2024 ha avuto un andamento ancora più positivo e in crescita. Aumentano i visitatori e i pernottamenti con picchi raggiunti nei giorni del 23 e 24 dicembre nella notte di Capodanno. I numeri sono il frutto dell'analisi dei dati resi disponibili ad APS Holding da alcune compagnie telefoniche basate sulle reali rilevazioni delle celle presenti nelle nostre città, una metodologia diffusa per analisi di questo tipo che assicura un'oggettiva fotografia dei flussi in entrata in un determinato territorio. Nel 2024 abbiamo avuto un più 7% di presenze rispetto all'anno precedente, visto che questa metodologia già la stavamo utilizzando da qualche anno. Quindi un numero significativo che testimonia come si stia andando nella direzione giusta con operazioni di marketing territoriali che portano sempre più persone a visitare la città di Padova. Ormai è una città d'arte che è tra le più importanti, a fianco ovviamente alle mete classiche italiane. Un inverno d'oro per il turismo padovano, anche se calano i turisti che arrivano dall'Italia, ma è compensato dall'aumento di arrivi dall'estero, soprattutto nel mese di dicembre. Le visite per il solo ultimo giorno dell'anno sono aumentate del 39,6% rispetto al 2023. Il Natale che appena trascorso è stato un Natale assolutamente positivo, perché in questo caso, oltre ad essere aumentate le visite rispetto all'anno scorso, oltre il 7% anche in questo caso, sono aumentati sensibilmente anche i pernottamenti con un più 9%. In particolare questo afflusso di persone è stato trainato dalla crescita molto sensibile dei visitatori dall'estero, il che testimonia come Padova sia sempre più conosciuta anche al di fuori dei confini nazionali. Il picco si è avuto nella notte di Capodanno, dove c'erano oltre 30.000 visitatori presenti in città in quella sera, e sicuramente anche l'evento che abbiamo organizzato in Prato della Valle è stato un ottimo traino per portare persone a Padova, che è un nostro grande obiettivo, perché tutto questo comporta dei benefici per tutto l'indotto economico.